Il numero quotidiano dei nuovi contagi da Covid rimane elevato in Veneto, quasi 7.000 quelli di oggi, e anche nelle aule scolastiche i positivi sono in aumento, colpa innanzitutto della nuova variante, l'Omicron 2, che si diffonde velocemente, ma una parte potrebbe farla anche il superamento della DA dell'allentamento delle restrizioni. Confesso che un po' di preoccupazione c'è nel mondo della scuola, da parte dei dirigenti scolastici mi è stato anche manifestato in qualche misura. Diciamo che forse il mondo della scuola avrebbe gradito il mantenimento di misure un attimino più rigorose fino, tutto sommato, al termine delle lezioni, che è l'8 giugno. Però ovviamente ci atteniamo alle indicazioni, diciamo che abbiamo un po' buttato il cuore oltre l'ostacolo come paese e per cui comunque le indicazioni che sono vigenti devono essere molto rigorosamente osservate. A scuola come altrove occorre dunque continuare a rispettare con scrupolo la disinfezione delle mani, il distanziamento e l'uso della mascherina. I numeri nella Marca trevigiana confermano che la guardia deve rimanere alta. 625 le classi con casi di positività, 15 quelle in cui vige l'obbligo di FFP2 perché i contagi sono pari a 4 o in numero anche maggiore. L'ULS 2 sta seguendo con attenzione l'evolversi della nuova variante. Sarebbe da stupidi non essere preoccupati, però siamo attrezzati ovviamente per tener botta, ma soprattutto è dimostrato che nella nuova variante, pur essendo molto diffusiva, di fatto non porta le persone in ospedale. Per ora la quarta dose di vaccino è prevista solamente per i soggetti fragili, ma a livello nazionale già si discute di riprendere la campagna a settembre. Ci arriverà ovviamente una quarta dose a settembre con le varianti, noi siamo a disposizione ma non siamo noi a deciderlo chiaramente, è il Ministero che ci dirà se fare o non fare questo.